Buonasera a tutti, diamo inizio al Consiglio Comunale. Prego il dottor Nobile a fare l'aperto. Io Luciano, Buono Arianna, Ufo Alessandra, Moaco Giuseppe, Vinso Giovanni, Artigiano Rocco, Marco Riccardo, Miguel Sara, Marco Lorenza, Massimo Listo, Nuovo Sciano Andrea, Mignolo Giacomo, Mignolo Lucardo, Ugo Giovanni, Matteo Luca, Ferraro Elisa, Nomino come scrutatori Piotr Giacomo e il signore Angelo Lorenzo. Do la parola al signor Sindaco per le comunicazioni. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Do alcune comunicazioni relative al personale apicale del Comune di Caule. In riferimento al settore finanze, il dottor Gaspare Corker, già dirigente del settore finanze del Comune di Caule, a seguito di idoneità conseguente all'avviso di mobilità pubblicato dal Comune di Conegliano, ha lasciato vacante la dirigenza di settore di questa amministrazione a partire dal 1 aprile 2019. Il Comune di Caule si è nel frattempo convenzionato con il Comune di Nole per l'utilizzo condiviso in forma parziale e temporanea del dirigente amministrativo contabile a tempo pieno determinato fino al 30 settembre 2019 del dottor Fabio Arighi, al quale diamo il benvenuto. In riferimento al settore politiche territoriali e sviluppo economico, l'architetto Giannino Furlanetto, già dirigente del settore politiche territoriali e sviluppo economico, a seguito collocamento in quiescenza, ha lasciato vacante la dirigenza di settore di questa amministrazione a partire dal 27 dicembre 2018. Il Comune di Caule nel frattempo ha assegnato le dette competenze a tempo determinato all'ingegner Vanni Peretto per un semestre in attesa della procedura di mobilità, il cui esito è stato poi infruttuoso, e successivamente per un ulteriore semestre in scadenza il prossimo 31 dicembre 2019 in attesa dell'approvazione del bando di concorso. In riferimento al settore segreteria affari generali, con decreto del 21 giugno scorso il sindaco del Comune di Vittorio Veneto ha individuato il dottor Lino Nobile, già segretario comunale di questa amministrazione, come segretario comunale titolare della propria segreteria nel frattempo vacante. Un decreto del 25 giugno il dottor Lino Nobile è stato assegnato alla segreteria comunale di Vittorio Veneto a far data dal 15 luglio scorso, garantendo nel frattempo al Comune di Caule la reggenza a scavalco fino al prossimo 15 settembre. Nel frattempo, in data 5 luglio, ho avviato la procedura di pubblicizzazione della sede vacante della segreteria comunale di Caule. La ricandidatura pervenute, con il decreto 19 luglio, individuato il nuovo segretario comunale nel dottor Andrea Musto, residente ad Altisana, e già segretario comunale in fascia professionale A in segreteria convenzionata dei comuni di Cervignano del Friuli e Terzo di Aquileia, nonché segretario dell'Unione Territoriale Intercomunale Agro-Aquileiese. Con decreto 24 luglio il dottor Andrea Musto è stato assegnato alla segreteria comunale di Caule. Domani prenderò la relazione del provvedimento di nomina, al quale proseguirà la societazione e poi la presa in servizio accordata dal 5 agosto. Avremo modo di dare il benvenuto al nuovo segretario comunale in occasione del prossimo consiglio. Oggi, in occasione di quest'ultimo consiglio del dottor Lino Nobile, volevo dire un po' a braccio alcune considerazioni. Il dottor Lino Nobile è arrivato a Caule, titolare di segreteria della nostra amministrazione nell'autunno del 2010, quindi è trascorso un lungo periodo con noi. Dottor Nobile, come ben sa, la sua scelta è stata un dispiacere per me personalmente e per la nostra amministrazione. Da un lato l'ottimo rapporto istituzionale, dall'altro per un ottimo rapporto personale
che abbiamo e che mi auguro ovviamente continuerà anche nel momento in cui lei sarà definitivamente in altra segreteria comunale. La scelta di avvicinarsi a casa è stata determinante a distanza di tanti anni e umanamente questo va naturalmente riconosciuto, ma come sindaco dispiacere rimane perché avremmo voluto averla qui quantomeno fino alla fine del nostro mandato amministrativo 2021. Lei va al finanziamento della città di Caule, di questo Consiglio Comunale, della Giunta, dei dipendenti di tutti gli uffici comunali, della Fondazione, dell'azienda speciale per il servizio che ha reso, è sempre stato contraddistinto dalla competenza, dalla preparazione, soprattutto l'ottimo rapporto, ripeto, istituzionale umano che ci ha regalato. Grazie dottore. Passiamo ai punti dell'ordine del giorno, interrogazioni di interpellanze, ci sono interrogazioni di interpellanze, ognuno una categoria. Ecco, grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora mi unisco ai saluti del Sindaco e ai ringraziamenti del Consiglio come capogruppo di questa parte consigliare al Dottor Nobile, che ringrazio per la collaborazione e per gli uffici svolti fino ad oggi, augurando a lui un buon lavoro nel suo nuovo ruolo che andrà ad occupare a Vittorio Veneto, e ringraziando ancora anche da questa parte da parte del gruppo Signolo. Prima di iniziare questo Consiglio Comunale mi si è consentito come capogruppo porgere in questa sede le mie più sincere congratulazioni anche all'onorevole Rosanna Conte, che è stata recentemente eletta deputato al Parlamento Europeo. Come sapete è un evento unico per Caule potersi onorare della presenza di un concittadino eletto onorevole, fatto mai successo prima a Caule, e se pensiamo che per di più l'onorevole Conte, come noto, è anche consigliere comunale, perché è un'opposizione, facente parte del mio gruppo, credo che questo debba essere motivo di orgoglio per tutto il Consiglio Comunale. Auguro quindi buon lavoro alla consigliera onorevole Rosanna Conte, con la consapevolezza che da Bruxelles e Strasburgo avrà comunque sempre un ampio di riguardo per questa parte del territorio. Grazie. Ci sono consiglieri Conte, una dichiarazione per fatto personale. non ci sono interpellanze o altre. Sì, però sono favorevole. Allora, volevo portare a conoscenza il sindaco, la giunta, il consiglio comunale che mi è stata pervenuta in busta chiusa e in forma anonima il materiale fotografico che vi ho appena fatto già in copia, che è riconducibile a una chiara minaccia di stampo mafioso nei miei confronti. Premesso che è una minaccia per la quale ho già provveduto a sporre denuncia, è un atto intimidatorio che mi preoccupa unicamente solo per i miei familiari e chi mi sta vicino. Ma dico già subito questa sera in questa sede che chi voleva da parte sua mettermi un bavaglio per far sì che non si dica che anche a Caule potrebbero esserci le mafie, con tutte le sue ramificazioni, ha sbagliato l'indirizzo invio. Anzi, da oggi in poi sarò ancora più decisa e determinata a riguardo, in quanto non sono minacce come queste che possono fermare chi come me crede nella legalità e nella giustizia. Purtroppo anche a Caule viene da questo un clima
fatto di sospetti, situazioni poco chiare, a volte omertose, con troppi silenzi e di certo non aiutano una comunità come quella di Caorle, laboriosa e rispettabile, che deve essere tutelata anche se si tratta a volte solo di voci e investigazioni giornalistiche. Quello accaduto a me, mi auguro, trovi anche in questa sede non solo solidarietà, ma l'appoggio morale e istituzionale, per dare delle risposte chiare e precise, non tanto all'autore o agli autori di questo gesto, ma anche e soprattutto a coloro che pensano che Caorle possa essere terra di conquista per le mafie e per quei soggetti criminali che pare essere ormai insediati nel nostro litorale e nella nostra regione. Vi ringrazio l'ascolto e chiedo al Sindaco che faccia sentire finalmente la sua voce, perché il silenzio non giova alla verità. Grazie. Grazie Presidente. Allora, vorrei dare lettura ad un'interrogazione urgente presentata presso il protocollo in data 20 luglio 2019, della quale ancora oggi non c'è dato sapere, pur a seguito della riunione di capogruppo delle commissioni, se il signor Sindaco voglia rispondere in questa sede o abbia deciso di rinviare il punto al prossimo Consiglio Comunale. Si ritiene doveroso proporre l'interrogazione in questa sede sottolineandone l'urgenza, per condividere e responsabilizzare tutti i consiglieri comunali, anche alla luce di un nuovo accadimento molto grave di cui abbiamo appena sentito e di cui siamo venuti a conoscenza solo ieri sera. Vediamo allora di fare un po' di ordine su quanto è accaduto. Nelle giornate immediatamente precedenti alla nostra interrogazione, la stampa dava risalto agli esiti del lavoro della Commissione parlamentare antimafia, descrivendo Caorle come un luogo dove vi è una presenza organica della mafia. Vi proponiamo alcuni titoli di una copiosa rassegna stampa. Il giorno 19 il giornale di Vicenza, Opus Eraclea, Caorle e Tronchetto, è emerso chiaro che l'inchiesta sulla camorra Eraclea nel Veneto orientale ha accelerato quella a Caorle. Poi ancora sul Gazzettino, l'inchiesta di Eraclea, esplosa nel febbraio scorso con 50 arresti per affari con i casalesi, sta portando diritto verso Caorle, dove dagli atti dell'inchiesta sono emersi collegamenti evidenti con i clan di casalesi e le cosche che operano a Caorle. Per approfondire la presenza della criminalità organizzata a Caorle, spiega Pellicani, ho chiesto l'audizione del procuratore capo di Trieste, questo era il Gazzettino. Poi ancora sulla Nuova, il Mattino di Padova, la Tribuna di Treviso, al Trincisi. L'inchiesta sulla camorra Eraclea nel Veneto orientale ha accelerato quella su Caorle. L'indagine di Eraclea ora sta portando fino a Caorle. Poi ancora sul Corriere Veneto, dove si fa una lunga disquisizione sui fatti che furono ormai di lungo tempo, dove si dice poi c'è Caorle, il tiro di scoppio dell'Eraclea, dove Donatio, l'imprenditore Claudio Casale, dice il refuso, si incontrano in auto per parlare di affari non sapendo di essere intercettati dalla TDA di Venezia e dove nel 2014 gli ex consiglieri comunali Marco Fausto e Sandro Green denunciarono minacce di morte al sindaco Luciano Striguri dopo la decisione di rivedere la cubatura di villaggio delle Terme, un'operazione da 290.000 metri cubi voluta da Claudio Casella, quello intercettato con Donatio, che il comune voleva ridimensionare. Striguri negò le minacce e la vicenda non è mai stata chiarita. E così fino al poi un articolo della Nuova Venezia, modello Eraclea esportato a Caorle. I casalesi hanno esportato il modello Eraclea anche a Caorle, voto di scambio, intimidazioni, sostituzione dello Stato per dare risposte ai cittadini a fare il mattone. Chiudo. Dalle ordinanze cautelari emergono con chiarezza i rapporti tra Donatio e Claudio Casella, ex carabiniere dei Ross, già al centro dell'inchiesta a Emilia. A Caorle, come Eraclea, appaiono evidenti anche i rapporti tra mafia, affari e politica, anche per i legami di Casella, supporto dell'attuale sindaco Luciano Striguri, favorendo nella sua elezione. Questa era la Nuova Venezia del 19 luglio. Poi ancora il 23 luglio si dice Caorle sono emersi collegamenti con l'Andrangheta che si allargano come era prevedibile anche a Jesolo, qui siamo sul Gazzettino.
fuori area è di questa portata e di questo impatto giornalistico. È appena il caso di ricordare quando chiedevamo all'amministrazione di prendere posizione per reiscrivere carte in avviso pubblico, oppure quando abbiamo chiesto di fare un consiglio comunale dove abbiamo ritirato per le perquisizioni della Guardia di Finanza del Comune, senza dimenticare le ultime elezioni amministrative e quanto denunciavamo all'indomani di queste elezioni di questa amministrazione. A me non pare proprio il caso di banalizzare, cari consiglieri. Quella di oggi, cioè quella che proponiamo e andiamo a rileggere oggi, non è un'azione che esprime la volontà di chiamare i cittadini per scambiarli contro la maggioranza, contro il sindaco o contro questa giunta, tutt'altro, perché questo sembra trasparire dall'ultima comunicazione giornalistica del Corriere della Sera, dove il giornalista evidentemente fa intendere, ci ha messo anche un po' del suo, su delle dichiarazioni che io lasciavo solo verbalmente al telefono, dove dichiaravo sostanzialmente che era la necessità di dare una voce in consiglio, cioè che la politica levasse una voce a fronte di quello che i giornalisti stavano raccontando e stavano dicendo. Cioè non siamo in cerca di notorietà qui oggi, non è proprio quello che ci interessa. Non abbiamo bisogno di facile notorietà e non facciamo comunque, credo che questo ci sia stato riconosciuto, ci deve essere riconosciuto, un'opposizione che sia giustizialista. Tutt'altro, lo spirito che ci si propone e che sottende l'interrogazione vuole essere uno spirito costruttivo. Vorremmo capire per reagire, non reagire contro il sindaco, non reagire contro questa città, ma reagire rispetto all'immagine che di Calabria viene data sui giornali. Reagire però tutti insieme, per lanciare un segnale forte, un segnale che sia anche un segnale inequivocabile, il segnale che noi lanciamo a tutti i banchi e che vorremmo condividere, che venisse alzato forte e chiaro, è che Calabria ripuglia qualsiasi tipo di mafia. Questo deve essere chiaro. Allora, leggerò questo per dare un senso al perché di questa interrogazione e anche all'urgenza di questa interrogazione. Alcune cose che già detto l'onorevole consigliere Conte, mi pare che nella stampa l'unico articolo che abbia avuto un minimo di buon senso e per il quale mi rifaccio e lancio e condivido lo stesso appello è quello lasciato dal consigliere regionale Barbisani, il quale scrive: è assolutamente indispensabile che vengano prima di tutto tutelate le nostre comunità, fatte da gente onesta e laboriosa, che non merita di essere accumulate in alcun modo le vicende di carattere mafioso che emergono ormai con una certa frequenza, per cui tutti coloro che hanno responsabilità ad ogni livello devono fare la loro parte. Ecco, noi con questo spirito abbiamo proposto questa interrogazione che, se trovo, vado a leggervi, grazie. L'oggetto è dichiarazioni della Commissione parlamentare antimafia riguardanti Calabria. Quali sono le posizioni al riguardo del sindaco e della sua maggioranza e cosa intende fare per tutelare il buon nome della località, della sua comunità e dell'immagine turistica di Calabria. I sottoscritti Carlo Miolo, Luca Andelmo e Rosanna Conte, consigliere della lista civica Miolo e consigliere comunale della Lega Nord della lista civica Miolo, premesso che nella stampa di ieri e di oggi, l'articolo, ripeto, l'interrogazione porta data 20 settembre, luglio, premesso che nella stampa di ieri e di oggi si riportano gli esiti della visita in Veneto, specificatamente a Venezia della Commissione Antimafia, che ha incontrato il prefetto Vittorio Porto, a seguito delle recenti vicende che hanno riguardato il territorio del Veneto orientale, in particolar modo il comune di Eraclea, con l'arresto di decine di persone riconducibili direttamente o indirettamente ai clan dei casalesi, rilevato che sempre secondo quanto riportato dalla stampa, anche in tale circostanza per l'ennesima volta è stato fatto il nome del comune di Calabria con riferimento a possibili radicalizzazioni di esponenti mafiosi, richiamando pure al riguardo l'operazione del Terni, della quale per il vero non si sa più alcunché, vorremmo che ci dicesse qualche cosa a proposito, e colloqui che sarebbero stati intercettati. A questo proposito, tra i costi dei casalesi di San Donatio e l'imprenditore Claudio Casella, ben noto per questa amministrazione proprio in relazione al suddetto mega investimento.
Considerato che la stessa Commissione antimafia, da quanto è stato reso noto, ha pure ascoltato nelle proprie audizioni l'ex consigliere comunale di Caore, Marco Favaro, decidendo sempre in merito al caso di convocare a Roma in audizione il procuratore di Trieste Carlo Mastelloni, che ha competenza sul nostro comune sempre per l'operazione, per quanto sarebbe emerso nelle termini delle vicende che tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015 ebbe dei risvolti di carattere giudiziario, nelle quali non è stato sino ad oggi attivo di chiarimento, ricordato che in quest'ultime vicende figurò, in quanto chiamato in causa dagli ex consiglieri Marco Favaro e Alessandro Borini, anche il nome dell'allora attuale sindaco Luciano Strelli, senza naturalmente, per quanto conosciuto dagli scriventi, accuse precise, comunque per fatti che determinarono la caduta dell'amministrazione del successivo commissariamento del comune. Riportato quanto testualmente dichiarato al Corriere del Veneto nell'edizione del 19 luglio dal componente della Commissione antimafia, il deputato veneziano del PD Nicola Femmicani, ovvero testualmente: la Commissione ha acceso un faro su due realtà che denunciano la presenza inquietante delle mafie, il Tronchetto di Venezia e Caore, sottolineando nello stesso tempo che in Veneto non si può più parlare di infiltrazioni mafiose, ma di presenza organica connaturata ad un certo tessuto. Dichiarazioni peraltro confermate oggi, 20 luglio, dallo stesso deputato del PD in intervista rilasciata al Gazzettino La Nuova Venezia, nelle quali si fa specifico riferimento al comune di Caore relative a possibili infiltrazioni e radicalizzazioni mafiose. Preso atto che di possibili infiltrazioni mafiose nel comune di Caore ne ha parlato di recente anche il giornalista del Gazzettino Maurizio Pianesi, in un convegno tenutosi nella nostra località, oltre che nel suo ultimo libro pubblicato alla Mara d'Imprenta e le sue estensioni lungo il litorale veneziano, soprattutto nei comuni di Eraclea e di Caore, citando nomi di persone e avvenimenti senza dubbio inquietanti. Fatto presente che all'interno dell'attuale Consiglio Comunale di Caore, a seguito di nostre precedenti interrogazioni, l'argomento delle possibili infiltrazioni mafiose è stato affrontato sempre con strano riservo, senza un concreto e costruttivo dibattito, quasi come l'argomento non fosse di alcun interesse. Tutto ciò che adesso si chiede